Quella alle mie spalle è la strada provinciale che collega Onanì con Bitti, una delle strade più colpite dalla tragedia del 18 novembre di un anno fa. Tutto è rimasto assolutamente intatto, come quella drammatica notte che ha raso al suolo questo territorio. Nessun cantiere è stato aperto, tutto, come vedete, è raso al suolo. Vedremo questa strada nel singolo dettaglio per far capire che davvero niente è stato fatto e che tutto è rimasto come un anno fa, con lo Stato totalmente assente, con la regione latitante e con territori totalmente isolati. Ormai a un anno dalla drammatica alluvione, come vedete, è tutto rimasto intatto. La strada è bloccata, c'è un cartello in maniera assolutamente approssimata, scaraventato per terra, un altro che segna l'inaccessibilità su questo passaggio. Qui ancora gli alberi divelti dalla furia di quella alluvione, tutto rimasto sul ciglio della strada. Tutto qui si è fermato come quel drammatico giorno. Anche qui tutto è crollato. Il ponte che segnava appunto il passaggio dell'acqua che probabilmente era stato calcolato anche correttamente, visto che è retto per tanti anni, ma la mancata gestione del sistema idrologico del territorio, tutti gli alberi che avevano occupato e ostruito l'alveo delle connessioni idriche hanno praticamente reso tutto pericoloso. Ecco, guardate gli alberi che si sono distaccati dall'alveo e poi sono arrivati sin qui. Queste immagini che vi proponiamo probabilmente non sono state mai riprese. Guardate gli alberi che hanno praticamente ostruito totalmente il passaggio del fiume. E da allora, dal 18 novembre del 2013, tutto è ancora così. Nessuno ha fatto niente, nessuno è intervenuto nemmeno a liberare il sottopasso di questo ponte che collega due centri abitati, Onanì e Bitti.